Ma guardate, siamo ancora nella fase della luna di miele, poi la luna di miele finisce e si capirà se un bel matrimonio solido funziona oppure no. Di buoni propositi ce ne sono tanti, ma noi abbiamo il tema tempo e il tema qualità del progetto. Se i tempi saranno rispettati, cioè che si fa veloce, si fa presto, bene. E se la qualità del progetto significa autonomia vera, noi siamo qui per firmare. Se poi diventa una presa in giro e ci vengono a dire che andremo alle calende greche, vuol dire che andremo in altra direzione. Ma prima si va sui livelli essenziali delle prestazioni. Direi che non c'è un prima o un dopo, noi abbiamo un progetto che è serio, i livelli essenziali di prestazioni sono una cosa seria, però è anche altrettanto serio dire che in Italia nella pubblica amministrazione si sprecano 200 miliardi miliardi di euro all'anno e do come dimensione che l'evasione fiscale è 110 miliardi. Quindi quando andremo a vedere il LEP forse andremo anche a capire perché in alcune regioni, faccio l'esempio della sanità, i LEP si chiamano LEA, esistono già in alcune regioni, nonostante i LEA siano applicati, queste regioni continuano ad esportare ammalati, non riescono a curare i propri cittadini. Allora vuol dire che non è più un problema di LEP o di LEA, ma è un problema di mala gestione. Ma guardi, intanto i grillini non hanno mai voluto l'autonomia e Firamonti la sta dimostrando con queste dichiarazioni. Di certo non è lui che deciderà se facciamo l'autonomia oppure no. Si legga non solo la nostra proposta ma anche la Costituzione. E dall'altro devo dire che abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che a dicembre 2018 aveva annunciato la chiusura dell'autonomia per febbraio 2019. Di Maio a luglio ci ha detto che doveva dar vita a una commissione di accademici partenopei per studiare l'autonomia, quindi mi sembra di capire che tanta voglia non ne avessero. Dopodiché ha sciolto il dubbio il ministro Provenzano che ha ringraziato il ministro Lezzi 4 giorni fa dicendo per fortuna la Lezzi ha bloccato l'autonomia, quindi i 5 Stelle non hanno mai voluto l'autonomia. La Lega non sarebbe mai riuscita a trovarla anche stando. Ma con quei presupposti no, vi ho raccontato una breve cronistoria, no.